Ok, ci siamo. Buono. Ai, ai, ai. Vediamo se siamo in diretta. Eccoci qua. Ciao Riccardo, ciao Alessio. Ok. Perfetto. Sto sistemando le ultime cose come sempre, raga. Ok, perfetto. Buono, andiamo sul tablet. Connessione sempre buona. Il tablet sempre all'altro, scusate se non vi saluto perché non vi vedo. Che domaroni. Dai, stronzo. Aia. Stato dello stream cattiva, bene. Ma perché ho sempre problemi a questo... Aspetta un attimo. Scusate ragazzi, siete collegati, chiedo scusa, ma ho un piccolo problema. Ok, forse ci siamo, spero. Ah, Dio mio. Ripeto, mi scuso se non sto salutando nessuno, ma proprio non vedo nessuno in questo momento. Che cazzo ha sto porco 2 di tablet? Ti sei impallato. Forse ci siamo, chi lo sa. Sto controllando lo stato dello streaming che mi dà ancora buono, per fortuna. La connessione, ok. Piccoli problemi comediani. Ogni tanto sono fondamentali. Ma guarda che mi sei impallato proprio in questo momento, ma Dio Cristo. Che domaroni. Niente, ragazzi, scusate. Andiamo tanto di salutarvi dal telefono. Ma proprio in questo momento non mi è possibile fare nulla. Dio santo. Spegniamo il tablet e lo riavviamo. Vediamo se riesco a beccarvi qua. Tanto lo stato continua a essere buono, per fortuna il mago qui. Ai ai ai, Jesus Christ, superstar. Non so neanche in quanti siamo. Allora, intanto andiamo pure dal portatile, vediamo che ce l'ho un po' distante purtroppo rispetto al PC. Ah, Dio santo. Perché ste robe, il bello della diletta. Eventi. Ok, in 41, siamo intanto ci accogliamo da qua. Eccoci qua, boh. Allora, ciao Lorenzo, Darkstar, Stefanek, Davide, Mauri, Francesco Sidotti, Desmond, Michelotto, Matteo, Francesco Tommaso, Daniel Henry, Mayweather, Christopher, Lorenzo, De Maz, pu, 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 pu. Michelotto ancora, Nicolò, Cinosec, e il buon Paul Heyman, Nicola Rocchi. Ok, dai, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso però... Ciao ragazzi, ciao Sdev Sdav.
Adesso sto aspettando un attimo di risistemare il tablet. Che purtroppo... Ok, vediamo se posso riavviarlo. Spero l'Nvidia qua, tablet top, fa ste stronzate proprio adesso. Ah, Dio mio. Sapete contro chi siamo? Ah, contro il Sassuolo. Andiamo a vedere un po' intanto le classifiche. Info competizione. Italia. Serie A classifica gol. Siamo 5 gol. Si siamo un po' fermati purtroppo dopo l'infortunio. Però siamo ancora terzi in zona UEFA Champions. E questa è una cosa molto molto buona. Molto bene. Adesso vediamo. Perché devono succedere queste robe, madonna. Che palle. Che domaroni, che domaroni. Non posso partire finché non ho il tablet a posto, perché sennò non posso leggere i vostri vaneggi. Sono contento Darkstar. Quello dell'Nvidia. Nvidia, cazzo si chiama? Shield. L'ultimo uscito, quindi anche insomma un tablet con i controcoglioni. Però, ciao Alex LOL. No, non sto guardando PSG Barcellona perché senza il Milan non è Champions, quindi io non guardo la Champions senza il Milan. È un po' come vedere un mondiale senza Italia-Brasile. È un cubo molto snob quello di oggi. Ah, Dio mio. Lo so, però siamo riusciti. Eccoci qua. Perfetto. Dai che andiamo. Dai che andiamo. Live chat. Perfetto. Ciao Alex Low, salutato, Catanzaro. 1-0 pari. Bene, mi fa piacere. Grazie Gabriele Leonardi, partiamo. Sì, oggi forse ho scelto una giornata un po' sbagliata perché c'è la Champions League, però fotte sega, volevo fare una diretta e vai. Lo so, Cinosec, la ringrazio Cinosec. Cinosec, il nuovo idolo della chat. Grazie Patrick. Ciao Riccardo De Marchi. Vai. Vai Desmond, vai Magic. Speriamo di fare una buona diretta e buone partite soprattutto. Dai, lanciami subito. Dai, spondona, niente da fare. Pronostico del Napoli, chiaramente speriamo nel Napoli, però insomma secondo me, non so, questa sensazione dell'1-1 a Madrid, dell'1-1 beffardo di Madrid, vedremo. Speriamo bene. Sì, no, ieri c'era il Milan, quindi era un po' impensabile. Insomma, sto pareggio, in verità, meglio di niente, però sarà dura per Europa League. Attenzione subito al Palermo, subito al Cume, mamma mia, missile parata del portiere. Vai, subito una bella incornata, subito un bel gol ignorante di testa. Niente da fare. Di testa siamo un po' sfigati. Buono. Ah, dai però. Ciao Poplio, grande Poplio. Il Bode è senza PC, ragazzi. Ancora problemi giovedì. Probabilmente arrivano i pezzi. Un po' di pazienza. E torna anche il Bode. Ciao Cristian Marino. Vai, lanciami, vai Kume, buona sponda. Arriva il mio giocatore, perfetto. Ok.
Qua purtroppo me ne hanno passata di merda. Ciao Marco Argiolas. Ma speriamo, io voglio il Barcellona sempre fuori al primo turno possibile. Mamma mia che miracolo. No, non Pippo, ancora no. Oggi è San Valentino. Ma domani è la nostra festa, Fe. La festa del Cume è il 15. Attenzione. Mamma mia, fuori di poco. Controlliamo un attimo. La connessione mi dà buona. Ok, perché mi dava problemi prima, forse era un vaneggio, speriamo. Ciao Vittorio Greco. Grazie per gli auguri in ritardo. Come avete visto mi sono preso come regalo, mi è arrivata la 1080, quindi una scheda abbastanza buona. Dai fioi, dai. Inizio un po' fiappo. Oggi non sarà una diretta molto lunga, però ragazzi vi avverto, perché domani devo fare molte cose, devo alzarmi presto. Quindi avverto che purtroppo non sarà una diretta lunghissima. Merda, vai. Boom! Palo gol! E subito il Cume la mette. E vaffancuore. E subito arriva l'1-0 servito. Vai Spondona. Dai Cume, dai. Ciao, peccato. Ciao hater. Vai. Vai Cume, stoppala bene. No, peccato. Peccatus. Sì, gol del talentissimo subito. Passala, niente da fare. Bello! Mamma mia, fuori di poco, peccato. Vai. Fallo, ok, meno male che me l'ha fischiato. Buono, no, però passaggio di merda. Che brutto passaggio. Lanciami. È lunga, però purtroppo è lunga. Ciao Alex. Ciao ragazzi, però non lo so, mi sembra di avere qualche problema con la connessione, però non capisco sinceramente. Vabbè, noi andiamo avanti, speriamo bene. Che bella! Che bella! Ah, troppo lunga di un niente proprio. Grazie Kevin. Ok, va tutto bene, perfetto. Occhio, mamma mia, fuori di poco. Fuori di pochissimo. C'è andata di culo qua, eh. Proprio un problema col gioco, forse, però. Non capisco. Vai, Fioi, dai. Bello, niente. Mamma mia, di pochissimo. Ciao, Francis Moore.
Buon tiro, ma Pomini c'è. Ciao Enrico Gazza, ciao bello. Oh, ciao Mitra Matri. Una vaffancuore. Ok, va tutto bene. Allora avevo forse noi che vaneggio, fioi. No! Mamma mia, grande portiere. Questo è un miracolo devastante, fioi. Si gode. Questo me lo godo, dai, fioi. Il Cume prova a scattare, ma è già stanco, purtroppo. Però è rimessa nostra. Intanto Sissi Francis è arrivato il primo gol della prima partita. Ma no, ma porca merda. No, che erroraccio. Brutto errore qua del talentissimo. Occhio. Non prendiamola adesso, non prendiamola adesso. Dai, fioi, dai. Questo è un buon lancio forse, ma siamo stanchissimi, non c'è più barra dell'energia. Grazie Apicella, grazie Api, il mitico Api. Non so che poteva passarmela, ha fatto sta stronzata, bello. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Porca miseria. Dai, fioi, dai. Buono. Dai, lanciami. Lanciami bene. No, vaffancuore. Grazie, Gaz. Grazie, Enrico, per le... No, va, raga. Gazza, dopo ti... Si sta spennando, Gazza. Ti ringrazio, vecchio mio, troppo buono. Dai, fioi, però cerchiamo di portare a casa sta vittoria. Mancano 2 minuti. Non capelliamo adesso. Grazie ancora, Enrico. Come spagnola italiana. Svedese, se possibile. Una bella svedesona. Vai, il Cume se ne va. Il Cume se ne va, prova un tiro impossibile. Mamma mia. Signori, il Cume. Mamma che missile, peccato. Il Cume prova lo niente di testa, che siamo che avevamo tipo 102 di parametri. Finisce qua, un buon 1-0. E la vinciamo, la sfanghiamo, cazzo. E si sfanga, e si sfanga. È vero Poplio, ha ragione il signor Poplio. Ha ragione il signor Poplio. Intanto 1-0. Ok. Ok, dai, madonna che classifica. Stiamo giocando bene, fioi. Cioè, nulla da dire. Stiamo giocando bene. Veramente me la godo. Api per il... Grazie Api. Madonna, grazie Api. Qua ragazzi c'è gente che sta diventando povera per il Cume. Io non ho parole. Grazie ragazzi, troppo buoni veramente, troppo buoni. Il Cume deve ricompensare con prestazioni incredibili. Adesso come siamo in Europa League? È l'ultima partita, perché sennò ce la possiamo anche simulare. Perché qua dobbiamo portare NBA ragazzi, non c'è storia. Europa League. Fase gironi. Ultima giornata. Però per il primo posto è meglio giocarla. Sì, meglio giocarla. Buono, però madonna, stiamo avendo una stagione devastante. Fio. No, Francesco Borgia non sono andato. Ormai sono in clausura, ragazzi. Sono in clausura. Sì, lo so, Darkstar, lo so. A 100 euro che succede? A 100 euro do un bacino al buon Poleiman. Ma no, non lo so, probabilmente ci sarà l'acquisizione di Namba o NBA per gli amici.
Dai, fiori che andiamo. Sì, e Numba in live. Dai ragazzuoli, dai. Occhio. Voglio Poleman in diretta. Ciao. Oh, Perossa. Attenzione, è arrivato il buon Pero. È arrivato il buon Pero. Dai, fioi, dai. Voglio vincere col Valencia, cazzo. Vogliamo un Numba. Lo so, raga, lo so. Vai Kume di testa. Peccato, in Europa League ho fatto i gol più belli proprio contro il Braga, che però mi ha spaccato le gambe. Porca miseria, sti portoghesi. Tanto ringrazio ancora Api e il buon Gazza, veramente, grazie di cuore. Vogliamo un Tushishiro NBA, lo so, me ne rendo conto che è un gioco stravoluto NBA. Il pick and come, signori. Bacino del... Oddio. Niente, però ho visto, madonna, durante la Champions c'è un crollo vertiginoso di persone che seguono le dirette. Mamma mia, per carità, anche giusto, però sinceramente non sapete che a me non mi frega un cazzo, a me basta stare qua a cazzeggiare con voi. Però la Champions è seguita anche senza il Milan, una cosa incredibile. Vai Kume, cosa fa il Kume? Mamma mia, se la stoppava e tirava subito era un gol degno del miglior Kume. E un solo grido si alzerà. Tur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 u. Occhio, ok, roba nostra, roba nostra. Grazie Cinosec, Cinosec. Un altro grande Cinosec. Buono questo passaggio. Vai Kume, convergere il Kume. Recupera molto bene il difensore valenziano. Ed è anche un po' porco per gli amici il difensore valenziano. Dai, brevissimo, il Kume fa un gran recupero. Un recupero importante. Però poi me la fregano sempre all'ultimo, che cazzo. Ah, giusto, è vero. Oggi è col fatto di San Valentine, sì, che è la festa più ridicola del mondo. Mi ricordo sempre io, quella ragazza San Valentino. Non l'ho mai sentita come festa. Ogni giorno è buono per trombare, raga, lo sapete. No, il come si gira bene, molto, molto good. Vai Kume! No, bastava una spizzatina, porca mignotta. Ciao Francesco Amodei. Quindi il PSG perde 2, cioè il Barcellona perde 2-0. Fuori di poco. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Dai però, dai. Venezianone se ne va. Venezianone se ne va di gran carriera. Vai Venezianone. Ancora fuori. Madonna, Barcellona perde 2-0 e io godo. Mamma se godo quel nanetto di Messi. Il giocatore creato dalle fabbriche. Mamma mia quanto lo odio. Bene, vai PSG, vai PSG. Grande PSG. Anche il Cuore prende le bombe, può essere. Ciao Tartum, 1000.
Grazie Francis Moore comunque, che la ringrazio, dottore, la ringrazio. Dai Comendino, dai Comendino. Fallaccio, in Europa League mi spaccano sempre, oh. Ciao Danilo Buonocore. No, porca mignottina. Ah, Dio mio. Dai, però. Sì, appunto, se veramente il PSG va via Ibra, il PSG vince la Champions. Giuro che rido in non so in che lingua. Povero Ibra. Dai, fio, vabbè, per carità, va bene con pareggio per il primo posto, però. Ecco, appena detto quella puttana di tua madre. Fanculo, però, fanculo. Le solite guffate del cume, vabbè. Accettiamolo con amore. Accettiamolo con amore. Dai, fioi, però, mamma mia. Ottimo, buon recupero. Dai, che roba nostra. Dai, un po' di fortuna, dai, un po' di fortuna, mamma mia. Ciao Andrea Anselmi. Cecchinata del cume, sì, purtroppo sì. Vai, ma tira il volo, Cristo. Fuori gioco, cosa fallo? Ma fa culo. Hai ragione Francis, hai ragione. Dai Comendone, involati verso la gloria. Può essere un buon passaggio questo. E niente. Rischiamo di perdere il primo posto purtroppo. Che può essere importante in una competizione come l'Europa League. Niente, non mi arriva un pallone decente. Ciao Muni, arrabbia. Un 1-0 fastidioso proprio, fastidioso. Esce anche veneziano, entra Balog, fa un cuore. Ciao, ho salutato. Grazie per Ossa, grazie per Ossino. Dai, dai, niente da fare. Dai però, dai però. Mamma mia, super gol del Valencia 2-0. Ciao Artic, tutto bene, grazie. Però con gli sconti di questo 2-0 qua ci porta al secondo posto. Vai! Non ci credo, ma di quel gol da servire. Come va con Clash? Con Clash perdo di merda, ne perdo un casino, vecchio. Ne perdo un casinus. Vabbè, vediamo la classifica. Ciao Umberto Guccioni. Infatti il Valencia Seahath è in prima in classifica. Pazienza, pazienza. Ok, sorteggi dei sedicesimi. Pauk, LZ Alkmaar.
Monaco-Roma. Dai, una facile, ti prego. Palermo-Celta di Vigo si può fare. Contro il Celta di Vigo si può fare. Palermo-Celta Vigo. Palermo-Celta, dai, partita abbordabile, secondo me. Lo so, palo vergognoso, lo so. Purtroppo lo so. Vai, Palermo. Oh, siamo contro Nicola, signori. Siamo contro Nicola. Vai, vieni a vincere contro Nicola. Vai. Siamo contro il porco di Nicola che per poco ci rovinava la carriera. L'abbiamo veramente rischiata. Con quel deficiente di Nicolino. Bravi ragazzi, dai che andiamo. Involiamoci. No, che cacchio però. Roba nostra. Dai, fioi, dai, cazzo, col crotone voglio il minimo 8-0, l'8-0 minimo. Hashtag 8-0 minimo contro Nicola. Nicola muto. No, dai, fioi. Nicola nell'ultima intervista ha detto il Kuma è solo fortunato. È un ragazzotto biondo da un talento pressoché inguardabile. Il Kuma risponde, ma vaffanculo, Nico. Ecco, dopo questa ce ne possiamo anche andare, è abbastanza ufficiale la cosa. Beh, ragazzuoli, vai comendissimo. No, mamma mia. Dai, raga. Dai, subito, dammela alta, bene. E si salva, il Palermo si salva. Il crotone di Nicola. Che non ha capito un cazzo del talento veneziano. Non ci ha capito una mazza. Attenzione, questo è un buon passaggio. Mamma mia, prova l'assist incredibile. A tutte le fortune, Nicola. A tutte le fortune, Nicola. Il Come ancora la recupera, è veramente la grande. Gol! No! Fuori di niente. Hashtag 8-0 minimo. Ma cos'è? Fine primo tempo che siamo tornati in un numero medio di solito. Riconosco i miei polletti. Che si guardano la partitona del PSG. Ma senza Milan che Champions, dai. Parliamoci chiaro. 7 Champions e siamo neanche in Europa League. Che vergogna. Questo è un buon passaggio. Però recupera ancora il crotone del porco di Nicola. Ocio. Ok, vai che ci siamo. Vai Kume, siamo troppo defilati però. Siamo troppo defilati ma il Kume scarta tutti. Fallaccio, questo è il progetto di Nicola, fio. Il cupolotto di Nicola, distruggerci. Grazie Desmond Shepard, ciao Mattia Pugliese. Come forza crotone, ma come? Attenzione ma che cazzo di tiro è, brutto rincoglionito. Fine primo tempo, l'ha detto il Kume. Il Kume le capisce queste cose, il Kume. Il Kume le capisce queste cose. Queste fottutissime cose. Aia. Ocio. Vai che andiamo. Vai ragazzuoli. Questa può essere interessante, niente da fare.
Dai, vai, vai l'incornata. Non ci credo, non ci credo. Questo è il sempre più porco Nicola. Ciao Matteo Zonta. Il cume di testa, l'incornata, non ci credo. Arriva anche il traverso all'incrocio. Ma non ce ne va bene uno contro Nicola. Incredibile, anche l'incrocio. Incredible, it's incredible. Porca puttana. Ai ai ai, che 3 lo so Desmond. Siamo un po' sfortunelli. Ocio. Dai cazzo, non possiamo pareggiare contro sti morti però. Dai fioi, dai. Dai però, dai come, dai, madonna, freghiamo sta palla. A sti cioccolatai. Oh, bravissimo, bravissimo. Distendiamoci. E il Cume si distende ancora e se ne va. Il Cume se ne va. Viene fermato molto bene qua, purtroppo. Dai, fioi, dai. Bello, tacco. Va. No, ma non passarmela subito. Qua però ce ne andiamo ancora bene. Niente, niente. Il Crotone oggi sembra tutti franco-baresi. Incredibile. Incredibile. Sì, c'è un po' un calo di forma, ragazzi. Purtroppo sì. L'infortunio è stato. L'infortunio ci ha un po' penalizzati, però possiamo ritornare, insomma. Ocio. Merda. Vai, Cume. Ma no, ripassarmela subito, Cristo di un Dio. Gol! Piega le mani al portiere! È muto Nicola! Muto! Mamma mia che sventola! 1-0 e vaffancuore. Mamma mia che goeasso signori. Buongiorno Jacopo, veramente. Me lo godo Jacopo, un mito. Incredibile errore del portiere in un minuto 1-1, pazzesco, pazzesco. Pazzesco, doppio errore, cioè veramente un errore del portiere inaccettabile. Guarda che roba! Boom! Il portiere la sbaglia, 1-1. Questo è pazzesco proprio. Vai. Fallo, fallo per fortuna. Sì, veramente un gol di merda mi ha preso, Fiori, mamma mia. Ai ai ai. Mi ha levato anche lo stronzo, va bene. Ah, un pareggio veramente pesante questo, eh.
C'era sto pareggio veramente pesante, purtroppo. Niente da fare. Jacopo me lo godo sempre di più, grazie Jacopo. Io ti voglio bene. Dai, il golletto, ma vaffanculo. Veramente 2 punti buttati. Ai ai ai. Ciao lui 1 2 3. Ciao Riccardo Verdi. 1-1. Peccato, è un'occasione buttata via per un errore del portiere, perché ci ha salvato tante volte, però stavolta ha fatto il cagatone. Vabbè. Perdiamo la terza posizione. Sì, ciao la Juventus, è molto dura con la Juve. Ok. Ma sono infortunato o no? Boh. Sì. E perdiamo con la Juve. Bene, altri 2 infortuni in pochi mesi. Vabbè. Ma vediamo per quanto. Pazzesco, però, Ciao Rino Style. Ciao Just Mark. Allora, vediamo. Cazzo, però. Non ci voleva il secondo infortunio, sinceramente, 3 settimane fuori, mamma mia, fuori. Tanti infortuni sto anno, Ciao Rino Style. Vediamo qua, un 0-0 con l'Inter, però adesso non possiamo fare niente praticamente, molto bene. Che palle, oh. Che 2 maroni. Bravo, mi fa piacere. Sono infortunato parecchio, 3 settimane. 3 fottutissime settimane. Adesso c'è la Roma, madonna, tutte attaccate proprio, mamma mia, sono finale da urlo proprio. Allora, Tevez, ciao. Ciao Alberto, Drums. Con la Roma altro 0-0. Stiamo perdendo, mamma mia, senza il cume. Stiamo crollando, ragazzi. È anche vero che tutte le più forti delle ultime giornate. Crollo vertiginoso, purtroppo. Beh. Noi chiaramente, come promesso, stiamo a Palermo tutta la stagione, anche perché voglio vedere in Europa lì cosa combiniamo. Il prossimo anno tentiamo di andare al Milan. Palermo Carpi, 20ª giornata. Cupolotto anticume, sì, purtroppo sì, troppi infortuni. 2 infortuni in mezza stagione. Palermo vince 1-0 col Carpi e riprende, insomma, la marcia. Meno male. Mamma, che stagione di merda. Cioè, buona perché eravamo partiti alla grande. Team Cup, anche questa saltiamo. No, Romari, non può. Pare che non sarà una diretta lunga, perché devo fare parecchie cose, quindi non so se ci ribecchiamo dopo. Comunque, grazie. 0-0 con l'Internazionale. Ci sono problemi anche. No, in realtà no. Boh. Ho qualche problema per oggi. Ok. Non sono informazione. Che bello. Fai veramente una stagione ricca di emozioni questo infortunio. Porca troia. Ok, allora Palermo. Fuori dalla Coppa Italia, purtroppo sconfitta con l'Inter. Ciao Salvo Bottino, ciao Samu Ferra.
Non lo so quanto c'è di tirare, però non tantissimo, non tantissimo. Forse fino alle 10:30, vediamo. Ma basta, Madonna, ha rotto le palle. Sì, alla fine vince Nicola. Ha vinto il buon Nick. Ha vinto il buon Nick, purtroppo. Purtroppo ha vinto Nick. Siamo contro l'Empoli, 21esimo turno. Ciao Giosuè Tosat. Non sono informazione, evviva. Ciao Anthony03. Vinciamo 1-0, per fortuna il Palermo si sta risollevando un po'. Adesso si va contro il Bologna, si va contro il Bologna. Sì, Nicola ci ha distrutto proprio. E si ricomincia, ma sarà durissima adesso, sarà veramente dura ritrovare una forma che ormai è persa completamente. Ciao Chris Curti, ciao bello, ciao vecchio mio. Ciao Andreas Zanfardino. Dai raga, ritorniamo, però ripeto, siamo privi della forma partita e questo non va bene. Ok, dai ragazzuoli, vai come, vai come. Vediamo se riusciamo subito a riprendere il discorso. Ciao De Hickson. Il pareggio di ieri alla fine non male, però è chiaro che chiaramente il sogno Champions se n'è andato già da tempo forse, e l'Europa League non è facile perché l'Atalanta non molla e sono buone squadre. Attenzione subito il Cume, vuole riscattarsi subito. Però almeno ho segnato a Nicola, dai, anche se dopo hanno pareggiato. Grazie, Kiskurti. Beh, diciamo, c'è la bestemmiatore, dai, la voce è un po' pazza. Mettiamola così. Dai, Fioi. Vai, spondona. Very good. Ottima sponda. Merda, un tiro, una ciofeca più che un tiro. Il Cume imballato, ragazzi, sì, mi sono perso completamente la terza stagione, praticamente. Un po' di sfortuna, ma va bene, accettiamolo. Merda, peccato. Sì, sì, beh, ieri meritava la Lazio, sicuramente, cioè non c'è dubbio su questo. Però noi siamo sempre il Milan, anche se la rosa fa cagare. Vai comandissimo, vai comandissimo. Niente, sbagliata in pieno. Peccato. Grazie Dixon, grande idolo. Ocio per ocio. Il Cume lo sento di una... cioè durissimo. Buono, ottima sponda Polema. Intanto sta insegnando a Restrin Poleman. Quanto me lo godo il Pol quando fa così. Un Pol di una cultura disarmante. Veramente il buon Paul è l'uomo con più cultura di tutta YouTube. E Veneziano la recupera intanto. Tiro di merda. Bene, 2-0 del PSG. Aggiornatemi perché godo. Per quel nanetto di merda deve perdere. Sì, Paul ha ragione, ha ragione. Speriamo di avere il gol Ixon, speriamo. Ciao Lorenzo, Cesarollo. Cestarollo. Bravo Paul, Paul ragazzi, oggi è un grande spolvero Paul.
Dai, raga, andiamo. Buono. Occhio. Dai, Vene. No. Che palle, però. Fine primo tempo. Anche Michelotto, ma Michelotto è un po' più subdolo, Michelotto è più appassionato alla patata belga. Niente, ancora errore. Stiamo giocando male, ma ripeto, un Kuma è veramente stanco, cioè stanco senza il ritmo partita. È un po' dura, sinceramente. È molto dura. Ottimo. Bravi Fioi. Dai, involiamoci. Ma vaffancuore, oh, che schifo di partita. Bravo Michelotto, bravo Michelotto. E esce, entra Kaison, esce Ciocev. Zonta anch'io ci credo. Però i troppi infortuni stanno pesando sul Kuma di questa stagione. Questa forse è buona, forse, però no, recupera molto bene il Bologna. Purtroppo il Bologna recupera di gran carriera. Dai Fioi che andiamo, Dai però. Niente, questa partita mi fa proprio dormire. Questa partita crea sonno, crea. Grande parata qua, grande parata. Ciao Ideal Shaqiri. Domani forza Napoli, assolutamente proprio. Assolutamente, forza Napoli. Oh mamma mia, peccato. Fuori. 3-0, Angel Di Maria e godo. Ciao Jacopo Gasperini. Ciao il Kuma esce anche. Cazzo, quasi quasi sono pentito di aver perso la partita, porca troia. Grande PSG, finalmente, che bello il Barça fuori. Niente, partita anche questa un po' così. Partita un po' così. Ok. Non è vera che il Barça può vincere anche dopo 4-0 di là, attenzione. Il Barça lo conosciamo bene purtroppo. Però è durissima, chiaro, se finisce 3-0 è durissima. Finisce qua, che bello. Scusate un attimo ragazzi. Vaffanculo, porco due. Vaffanculo, porca troia. Ah, Dio santo. Addirittura la perdia, basta. La squadra si è sfaldata al 90°. Kuma è stanco. Crisi nera, Fioi. Crisi di identità.
Porca troia. Mamma che disastro. Dai, ragazzi, bisogna il vostro supporto, altro che wrestling, se no. Palermo, Sampdoria. Ma la crisi continua. Una stagione così bella, rovinata prima dal Braga e poi da Nicola. Vai. Dai ragazzuoli. Subito il cuore parte bene. Ciao Davide Luzzi. Merda. Dai, cacchio, dai, mamma mia, mi prendo sonno oggi, eh. Già sono stanco. Ciao Francesco Migliorini. Buona, ottima sponda, che però non va. Crisi esistenziale per Veneziano. Dai però. Dai che roba nostra. Lunga purtroppo. Sì, beh, se il PSG prende un gol è tutto da vedere. Devono vincere senza subire gol. Vai comendissimo, vai comendissimo. Vai comendissimo, mettila in mezzo bene, ma vaffanculo. Proprio nell'unico punto dove non doveva andare. Che sfiga, oh. E passa la Cristo santo. Il Cume qua la recupera molto bene. Occhio. Dai però, dai. No, ancora Sampdoria. Merda, gol, 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 gol. Fuori di molto. Comunque il Real è vero che è una big, raga, però anche è vero che non mi sembra una squadra imbattibile, nel senso la difesa può essere perforata secondo me. Non disperiamo, solo che il Napoli non ha esperienza internazionale, quello è il vero problema. Vai Cume. Peccato. Speriamo, Ixon, speriamo. Peccato. Hop, bravissimi, dai che andiamo. Dai che andiamo. Gol di testa! Mamma che gol! Ha rischiato tutto, ma il Cume la mette! E io sto qui! Boom! 1-0. Anche per me sarà 1-1 l'andata, non so cosa sensazione. Grande gol del Cume comunque. Che si risveglia. Attenzione il Cume incazzato nero. Il Cume incazzato nero! Mamma mia! Fuori di niente. Fuori di nulla.
Sì, torna la specialità del... Attenzione, però rischiamo di riprenderlo subito. Grazie ragazzi, grazie. Dai, fioi, dai. Sixon, veramente. Si è tirato un missile, peccato, di poco fuori. Dai che ci siamo, però, dai che ci siamo. Questa stagione aveva una media di un gol a partita nelle prime 4-5 partite, porca miseria. Una sfiga incredibile, vai Cume, vai Cume. La prossima stagione si riescono ad andare al Milan. Può essere la stagione della consacrazione. Speriamo che se sto Milan fa cagare, vediamo se riusciamo a fargli vincere qualcosa. Cosa fa il mio portiere? Si è drogato il mio portiere. Però è un bel passaggio. Fuori gioco. Sixon, grazie Ixon. Il Cume zittisce. Vai ragazzi, vai ragazzi. Fallo non fischiato purtroppo. Ma il Cume recupera. Mamma mia, il Cume incazzato nero e si vede. Il Cume incazzato nero e si vede. Deve essere la stagione della consacrazione, ma è ancora troppo presto forse. Dai ragazzi, dai. Concordo, Darkstar, concordo. Ma Andrea Persiani col Cume rapisce. Il Cume rapisce. Occhio. Mamma mia, no! Fuori. Dai, fioi, dai. Ma no, che cagata. Vai rispondona, vai rispondona. Vabbè, ma porca miseria. Volevo il doppiettone ignorante oggi. Che bello vedere i cumendiani che fanno amicizia tra di loro. Con Poleyman che però fa un po'... Fa il maestro Poleyman, ragazzi. Poleyman è veramente un guru. Il guru Eyman. Dai, fioi, dai. Occhio, ok. Vai comendissimo. Bravo Cume. Mamma mia, quel Cume ha rischiato di perdere le palle. Mamma mia. Sì, Poleyman è qualcosa di grande, Poleyman. Poleyman non è solo un uomo, è un'entità astratta. Vai Cume. Prova il missile di sinistro. Parata purtroppo. Buon Palermo, dai, stanno giocando bene comunque.
Stiamo giocando bene, Beppe. Dai, prendila. Ancora, madonna, ma quanti falli, oh. Buon tiro, peccato. Peccatus, raga, peccatus. Boom. Ragazzuoli, penso di fare l'ultima perché il Cume oggi dopo il lavoro e la corsetta è veramente finitus. Ormai sento i 29 anni, ragazzi. Però ho proprio voglia di fare una diretta, ho detto qua poi abbandono i comendiani, si incazzano, ho detto no, una piccola diretta devo fare. Però mi sparo l'ultima, non incazzatevi. Madonna Verratti. L'uomo, lo sapete, ho un odio per Verratti, l'uomo più ridicolo del mondo. Cioè, uno dei giocatori più sopravvalutati della non so di cosa, anche. C'è tanto uno che non neanche passa per la Serie A e va a giocare in Francia, è un uomo senza ambizioni, in primis. Secundis, sì, è un buon giocatore, ma per fortuna io ho visto la Serie A dei tempi d'oro, Verratti era un panchinaro, era panchinaro in quasi tutte le 7 sorelle, ragazzi, quindi... Niente di speciale Verratti. Certo, per questo calcio è un bel giocatore, ma perché? Perché è livellato verso il basso, ragazzi. Proprio ridicolo. Mamma mia, fuori di niente. Va bene, dopo guardo Francis. Francis 4. Grazie Michelotto, grazie. La ringrazio Michela, la ringrazio. Il calcio anni 90, ragazzi, c'era... Io seguo la pagina su Facebook Serie A Operazione Nostalgia, che è una pagina incredibile. E raga, tanta roba. Era un calcio diverso. Cioè, un giocatore magari... C'erano sempre miliardi che giravano, però sicuramente nessuno voleva andare in campionati minori per qualche euro in più, tipo quel coglione di Witzel o quella Gentaglia là, insomma. Cioè, non esiste proprio. Una volta andare al Milan era bello, no? Anche se anche il Milan ha avuto, cioè, nei suoi 25 anni gloriosi, ha avuto purtroppo qualche stagione che è negativa, tantissime positive, qualcuna negativa, ma comunque i giocatori volevano venire anche se ma eravamo in un momento negativo, perché siamo il Milan. Adesso non conta più questo, conta solo i bimbi minchia che vogliono andare per giocare la Champions e poi non fanno neanche mezzo gol. Vaffanculo. Tutti giovani, beati voi ste giovani però. Il Cume di testa, fuori di niente, mamma mia. Peccato. Sì, io penso solo che attaccanti come Icardi, ma sì, ma anche i grandi Belotti, Higuain, c'è anche Higuain stesso. Non è neanche l'alluce destro di Battistuta o Shevchenko, Trezeguet, Crespo, Vieri, Ronaldo. Non sente da fare, è così, ragazzi. Mamma mia. Che seria. Ma anche lo stesso Chiesa dei bei tempi, Montella, tutti giocatori di alta categoria. Erano giocatori che adesso, ecco, adesso Montella è praticamente un fenomeno. Se proprio mamma mia.
È il Battistuta di una volta, ma se giocasse Montella adesso. 4-0. Madonna, che scoppola, cazzo. Mamma mia, che figura di merda, sì, però vedi, ecco, e questo mi consola. Cioè, il Barcellona, miliardi, super campioni, prende 4 bombe, allora il Milan è tenuto a perdere le partite, sinceramente. Se perde il Barcellona 4-0, che sì che il PSG, insomma, è una buona squadra, ma di certo non è una corazzata. Ole. Vai, raga, vai, raga. Ah, peccato. I difensori di una volta, vabbè, lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Sì, vabbè, Zola, vabbè, certo, ma io sto elencando qualche nome così. I Totti dei tempi cioè i Totti giovani, ragazzi. Purtroppo purtroppo ha fatto una scelta di vita veramente lo ammiro tantissimo, però Totti se magari non so l'anno che lo voleva il Milan, perché comunque è amico di Berlusconi, era da pallone d'oro Totti, c'è poco da fare. Totti, la bellezza delle sue giocate, beh, troppo bello da vedere Totti. Sì, veramente una vergogna il Barcellona, una vergogna. Questa è la dimostrazione che Luigi Enrico ha fatto il triplete là proprio così. Proprio perché il calcio adesso è livellato verso il basso. C'era anche un Real Madrid, l'Atletico Madrid, la finale. Poi ha detto che l'Atletico almeno una delle due la meritava, ma cioè, queste sono le squadre. Cioè, vorrei vedere Real Madrid senza Ronaldo. Mi ricordo il Real di Morientes, il Moro, Morientes, Raul, Roberto Carlos, Zidane, Makelele. Ciao, fioi. Ciao, proprio ciao. Stiamo un po' andando a puttane sta partita, stiamo ciaccolando di calcio, fioi, va bene così. Mamma! E però 4-0 deve finire. Voglio il 4-0. Anche un gol subito può riaprire qualcosa. Il Camp Nou. Sì, beh, Totti è proprio il calcio. Cioè. Francescuzzo. Dai, Venezianone. Devo tirare subito che sono distrutto. Purtroppo. Non va. Dai, raga, andiamo. No, che stop di merda. Niente, non ne prendiamo una, peccato. Aia. Mamma mia. Dai, fioi, dai, aia, aia. Roba nostra, roba nostra. Manca poco purtroppo. Dai, però, dai. Il Cume in maniera stoica recupera palla. Ma è troppo stanco. Dai Cume, dai in aria il Cume può passarla, ma comunque gol! È gol! 1-0 e si gonfia la rete,
Lo so, Goni, lo so. Esce anche il Cume, purtroppo. Ciao, ProGamer99. Dai, che devo portare a casa sta vittoria che è pesantissima. Vai, 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 Palermo. Per piacere, Palermo. Per piacere. Non capelliamo. Ocio. Mamma mia. Dai, Fioi, dai. Un 1-0 pesante, pesante. Portiamola a casa. E si va a vincere e godo come un porco, madonna. C'è il godimento lento, la 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 la. Sì, dai, meno male, meno male. Buono, raga, che dire, vi ringrazio per questa chat veloce, però sempre intensa. Vediamo chi mi vuole. Però il Comendone è un po' stanchetto. Si chiude con la vittoria. Si quanto che sposo, tutti mi vogliono. Bologna e Ajaccio, Kashima e Atalanta. Ciao, raga, ciao. Raga, salviamo. Io vi abbraccio tutti, buonanotte. Ripeto, vi ringrazio per il supporto. Ringrazio Gazza e il mitico Api e il mitico Gazza per le donazioni. Siete veramente splendidi. E niente, un saluto dal Comendone veneziano. Buonanotte. Domani non so se ci sarà una diretta, vediamo. E vediamo di prendere NBA perché lo meritate, cazzo. Con il supporto, siete veramente splendidi. Raga, un abbracciotto. Ciao!